A tale sonno Musolino si risvegliava di botto dicendo anima benedetta di mia madre, fosse vero che s'abbraccia lo sonno. E con voci sottili e l'occhio lacrimosi raccontava lo sonno ai compagni e senza perdere tempo ricopigliare a scavare lo muro. Difatti si spostava d'un taglio d'oro. Da tutte con gran forza la montaro e approfittando di lo fetto scuro fora libere e salve si trovarono su raggi fila sto un saracino e lo vecchiotto Peppe Musolino. Avevano attaccato 4 lenzuola a gruppo dalle ferre di una branda e ad uno di Lucazzere toccaro terra senza essere veduti. Dopo 3 giorni di malo cammino di aspro monte non sono lontano. Peppino li saluta a cuore pieno, Vasanni le zingenne cielo mano, e dalla notte con passi di gisi si dirige un pillo so paese. Appena arrivavo in casa, lo padre, lo frate, la sorella e la zia arrestarono come tanti scimuniti a danno a Peppino. Dopo che si abbraczarono, Musolino raccontava le sue avventure, con parole toccanti assai precisi alla famiglia raccontare osi, tutte le soffrimenti di Demisi, lo chianto fatto e tante altre cose, dicendo infine, la vennetta mia sarà la chiucciamenni che ci sia, i poleta sosoro cosa zia. Ci rispondero no Peppino gioia, non pare che so Vergine Maria hanno nato per fare lo boia. Ma Pippi non andisi virtimenti e ne consigli di le sue parenti. E si partiva di casa prestamente verso Boscusi e Solarino Monti ed a Plata arrivava precisamente allo scopo di fare le conti. Con creia che si trovava proprio a gioco per tagliare lo bosco dal loco. Era di notte, si vedeva poco e Peppino scanciava lo sonno mio con un'ombra vitti e presto fece fuoco. E la vittima grida e casca a picco. Stefano Crea dormeva da che giura e per scancio morivo la sua signora. Però lo sparo si risviglia all'ura e insieme a lui Arzune ne esce fuori, a Musolino li vidi e con premura. Ci spara quattro colpi e para ancora. Poi vide Nilo in terra stinnicchiati, le grette morte per l'eternità. Per sua fortuna non furono ammazzati, ma gravemente tutti ruperuti, e per parti e per altri contrati, con raggio ancora e senza risaluti, deciso di portare a compimento chi che aveva dallo sentimento.
un giorno che me ne hanno sempre attento, di San Rubetto un tale bosco appunto, vista a 200 metri sottavento, pecore pasqualare in tanto punto. Io lo pastore Melo d'Agostino, con altri compagni da vicino, quando Carmelo vista a Mussolino, un pazzo si fece come lo veleno, ni guarrugnato, come un botticino. E lo freddo ci venne niente meno. Ma siccome era spia di misteri, vicinta niente lo malo pensieri. M'andavo a chiamare alle carabinieri, con sapati e saprati traditori, e incontra a Mussolino volentieri con frasi duci e parole d'amore, dicendo: Don Peppino vi saluto, siete in mezzo di noi lo benvenuto, se ci avete bisogno d'aiuto parlate che sarete accontentato, e chissà appunto io sogno venuto, che sono 3 giorni che non ho mangiato, mannata le arzone per pigliare qualche cosa di buono di mangiare. D'Agostino lo osa accontentare per fare sfoggi dello so bongori, ma appena solo pottono arrestare Mussolino ci disse: Ora amore, che fusti testimoni falsi e vili, e aiuti mi ha fatto tanta bili, io lo conosco da falso stili, le tomagagni e li pensieri male, e non la pizzo, un corpo di fucile, che la mortite d'ogni compugnale. Tu sei dicendo col prefetto, con lo pugnale ci scassavo lo petto. S'arricogliero intanto lo cospetto di Peppe, patria e frate dello morto, e lì arzoni ne quale concetto. Con pane, vino, toma e frutte d'orto. Ma Mussolino disse tutte quanti vuole morte se facesse avanti. E così dicendo puntavo lo suo fucile verso le 4 pecorare, che sotto lo tiro dello brigante restarono fermi come tante statue. Poi Peppe con le passi di giganti lasciò il luogo immediatamente, perché non era un giovane ignorante, e si guardava dilettatamente. Appena con nemico s'ammazzava, non saccio quando mi s'arrassava.